Quella di oggi doveva essere l'ultima giornata di tolleranza, una tregua in attesa di un contatto oggi pomeriggio tra gli occupanti e la proprietà per avere una risposta definitiva alla loro richiesta di ottenere l'ex Telecom incomodato d'uso gratuito. Ma poco prima delle 3 del pomeriggio in via Dandolo è scattato lo sgombero e questo malgrado stamattina nel corso del vertice tra forze dell'ordine e garanti dei giovani del collettivo ZTL in prefettura si fosse deciso di lasciar trascorrere questa giornata. Sullo sgombero però il prefetto Aldo Adinolfi era stato categorico. Mi rincresce, ma lo sgombro va fatto. Io secondo me mi sono impegnato, se possibilmente, a fargli avere uno spazio pubblico naturalmente che non sia di proprietà di nessuno, per poter svolgere le loro attività. Preso atto che i ragazzi non sarebbero usciti spontaneamente e sempre più convinti del no della proprietà, si è deciso di intervenire. Troppo rischioso aspettare l'alba di domani, un dispiegamento in massa di uomini in divisa per aprire il cancello e far uscire i 5 ragazzi che si trovavano in quel momento all'interno. Io credo di essere in diritto di sentirmi preso in giro dal prefetto. Si sono comportati peggio ancora di quanto pensassimo, le forze che hanno dispiegato sono veramente incomprensibili per quello che noi stiamo facendo, perché stiamo portando un grande esempio di democrazia e tutto quanto quello che in questa città è mancato fino ad adesso, e l'unica risposta che l'amministrazione sta dando è quella di dispiegare le forze dell'ordine. Di fronte all'ex Telecom si sono radunati in pochi minuti altri giovani del collettivo, genitori, politici, gente comune, attimi di tensione. No, voglio parlare col dirigente! Poi la situazione è stata gestita lasciando sfogare i contestatori. Operai subito al lavoro per impedire un nuovo accesso, mentre davanti all'ex Telecom gli ormai ex occupanti si preparavano a marciare sul comune ritenuto il responsabile del blitz.